Salve a tutti ragazzi, stasera faremo la pizza di scarole, cioè ecco qui le scarole che ho già scaldate, quindi lavatele, poi bollitele giusto per 20 minuti, così senza metterle direttamente diciamo crude a friggere, quindi bollentatele prima un poco così perdono quella cosa di amaro. Poi aggiungete l'aglio, quindi accendete, poi ragazzi ci vogliono le olive nere, i capperi, le acciughe e l'uvetta. Ci mancano i pinoli, ma non mi piacciono la verità, quindi quella alla vera si fa pure con i pinoli, però a me i pinoli non tanto piacciono, quindi la faccio senza i pinoli. Quindi procediamo. Quindi ecco qua ragazzi, quindi prima l'aglio, poi mettiamo le scarole, poi gli alici, poi le olive, poi diciamo l'uvetta e quindi adesso facciamo cuocere per benino, quindi una 15 minuti, quindi giriamo di volta in volta affinché non si ammorbidisce. Come vedete ragazzi sta procedendo, quindi diciamo un altri 5 minuti e poi faremo raffreddare perché dobbiamo metterla giustamente nella pasta brisée, quindi nella formina, quindi poi dovrà raffreddarsi, quindi almeno una mezz'oretta, quindi procediamo con la cottura e poi facciamo riposare. Ecco qui ragazzi, adesso è pronto, quindi facciamo riposare, quindi ho spento il fuoco, adesso facciamo riposare. Quindi ragazzi adesso la pasta sfoglia, quindi poi metteremo nel contenitore qui e quindi poi adageremo diciamo la scarola. Ecco qui ragazzi abbiamo fatto già il fondo, adesso la buchiamo un po' con la forchetta così ha un po' di sfiato e poi metteremo la scarola. Ecco qui abbiamo fatto giusto due buchini con la forchetta giusto per far passare un po' d'aria. Ecco qua ragazzi, ora è raffreddata, quindi andiamo a mettere nella teglia. Mi raccomando, prima della pasta sfoglia mettete il burro così non attacca, quindi non dimenticatevi. Poi le scarole, mi raccomando, salatele al punto giusto, quindi o mettete i capperi con sale oppure sciacquate i capperi e mettete sale, quindi scegliete voi come fare. Quindi andiamo a mettere adesso la scarola qui dentro. Ecco qui ragazzi l'abbiamo messo, adesso andiamo a mettere quella sopra, cioè questa qui. Ecco qua ragazzi, è pronta una spennellata d'olio e in forno. Ecco qua ragazzi, adesso andiamo a bucare di nuovo sopra leggermente, giusto per fare un po' di sfiato e inforniamo, quindi giusto per 25 minuti a 180 gradi. Ecco qua, adesso inforniamo ragazzi. Ecco qua ragazzi, abbiamo terminato, ecco la pizza di scarola ragazzi, davvero è venuta ottima, guardate, quindi davvero uno spettacolo, quindi ragazzi, buon appetito a tutti e stasera ci allegriamo, quindi buon appetito a tutti, davvero è venuta ottima, quindi ragazzi se volete per le feste di Natale questa è una cosa diciamo che perlomeno a sud qui si usa fare, quindi la pizza alla scarola è una cosa che a Natale qui a sud perlomeno va molto, quindi fatela se volete. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.